Buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo già fatto un applauso di benvenuto a Gabriele Lavia, che inaugura questo ciclo di incontri, perché dovete sapere che Gabriele Lavia è abbastanza di casa qui in questo teatro, al Teatro Stabile di Torino, del quale è stato direttore alcuni anni fa, e in particolare a questi appuntamenti con il pubblico che sono stati sperimentati, collaudati allora anche con un ciclo intitolato Primo Camerino, diciamo, sono stati ulteriormente potenziati con la direzione Lavia rispetto a quello che usavamo facendolo nel chiuso del centro studi quando stava in piazza San Carlo. Analogamente oggi lo facciamo qui al Teatro Govetti, dove sviluppiamo un po' l'attività di formazione col pubblico che abbiamo fatto negli anni scorsi con la Scuola dello Spettatore qui sotto in Sala Colonne, e inauguriamo con Gabriele Lavia per la presentazione, per l'analisi, per l'approfondimento dello spettacolo Vita di Galileo, che ha inaugurato la stagione al martedì scorso al Teatro Carignano e le cui recite proseguono fino al 25 ottobre. E a introdurre l'argomento e a guidarci un po' in questa conversazione con Gabriele Lavia, regista e protagonista dello spettacolo, la professoressa Federica Mazzocchi dell'Università di Torino, la quale università scende in campo quest'anno in una forma più attiva del solito. C'è una collaborazione tradizionale ovviamente con i docenti dell'università, gli studenti che frequentano i nostri spettacoli, si abbonano, vengono al centro studi eccetera, ma questo programma è pensato espressamente come delle specie di lezioni dal vivo con i protagonisti degli spettacoli della stagione. Lascio la parola dunque a Federica Mazzocchi. Grazie Pietro, buonasera a tutti, benvenuti, ma soprattutto grazie a Gabriele Lavia che è qui a parlare con noi, nonostante l'impegno che lo attende fra poche ore. Come sapete sono in corso le recite della Vita di Galileo al Teatro Carignano, dove Lavia sarà in scena fino al 25 ottobre, se non sbaglio. Uno spettacolo davvero da teatro nazionale, frutto della collaborazione con il nostro Teatro di Torino e il Teatro della Toscana, un progetto molto impegnativo, molto ampio, molto ambizioso direi, con tanto un testo così importante come Vita di Galileo, una compagnia molto ricca, molto grande, con moltissimi attori giovani, anche meno giovani, e interventi di musiche dal vivo, coreografie, davvero uno spettacolo estremamente denso e ricco da tutti i punti di vista. Io volevo cominciare la nostra conversazione con Gabriele Lavia, tra l'altro dobbiamo rimanere entro un'ora giusta perché poi devono preparare giustamente per Lavaro, che sarà in scena proprio su questo palcoscenico tra poco. E volevo cominciare la nostra conversazione, che è aperta al pubblico, chi lo desidera poi potrà naturalmente avvicinarsi, intervenire, con una considerazione, partire da un particolare che poi in realtà è sostanziale, a mio parere, che mi ha colpito molto, ed è la dedica di questo spettacolo. Gabriele Lavia dedica lo spettacolo a un grande maestro del nostro teatro, Giorgio Strehler, e a un'edizione storica, anche perché è stata la prima edizione italiana di Vita di Galileo nel 1963, che credo, se ho letto bene, Lavia ha visto, poi ci racconterà, un numero veramente notevole di volte. Questa dedica potrebbe sembrare una dedica fatta per ragioni personali, per ragioni affettive.
Lavia peraltro ci ha raccontato sempre nelle interviste che è stato anche grazie a questo spettacolo che si è formato come spettatore, che si è convinto alla professione del teatro e che poi ha intrapreso con il successo che conosciamo. Ma non penso sia assolutamente, peraltro poi ho lavorato anche con Giorgio Strehler in un altro spettacolo meraviglioso, il Re Lear dei primi anni 70. Ma più che una dedica ideale, affettuosa, come dire, un omaggio a un grande maestro, direi che è una dedica più profondamente legata alle logiche proprio compositive dello spettacolo di Lavia. Chi ha visto lo spettacolo in questi giorni, chi ha già potuto vederlo o chi ha se non altro letto il testo, conosce il livello di complessità che era chiuso all'interno di quest'opera, perché Brecht davvero ci pone di fronte a una serie di temi di grandissima densità e di grandissima complessità, peraltro temi tutti molto vicini al nostro presente, al nostro tempo, il rapporto tra scienza e società, anche tra arte, teatro e società, io penso, come Lavia peraltro ci fa comprendere anche attraverso la sua regia, e il rapporto per esempio degli intellettuali e degli scienziati con il potere, l'urto che si crea quando la ricerca, la libera ricerca entra appunto in conflitto con delle circostanze politiche, culturali di un certo tempo, di un certo contesto. E anche naturalmente fondamentale il ruolo dello scienziato, che non è per Brecht un tecnico, non può trincerarsi dietro la scusa della tecnica, ma deve avere una visione del mondo, deve essere un filosofo, cioè capire la forza e l'importanza dei suoi atti, delle sue scelte in un senso o nell'altro e le ricadute che hanno sulla collettività. Proprio lo spettacolo di Lavia mi ha spinto proprio ieri sera, pur essendo già l'1:30, perché sapete che lo spettacolo è piuttosto impegnativo anche come numero di ore, ma è assolutamente un'esperienza importante. Mi ha spinto a riprendere in mano qualche pagina della scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia, quelle pagine bellissime in cui lui ipotizza, immagina che Majorana sia morto, sia fuggito, si sia fatto prete, si sia buttato dal traghetto, chi lo sa, perché ha visto, essendo uno scienziato di genio, gli effetti della bomba, ha visto qualcosa nel futuro di quella ricerca scientifica che lo ha terrorizzato. È un'ipotesi molto suggestiva, come è un libro notissimo, sicuramente lo conoscete. Ecco, dicevo, questa complessità ci arriva attraverso il corpo e la voce di Lavia, di tutta la compagnia, cioè attraverso l'atto scenico, con una chiarezza, con una limpidezza e con una eloquenza, direi che davvero è magistrale, perché restituisce da un lato appunto le tante domande che Brecht non chiude, perché lo scopo del teatro epico e del dramma dialettico è proprio quello di accendere le contraddizioni, far esplodere una serie di domande e non quella di fornire delle soluzioni, appunto delle ricette, ma allo stesso tempo questa complessità è consegnata a noi attraverso l'estrema godibilità teatrale di questo testo. E veniamo quindi al rapporto, secondo me, al legame tra Strehler e Lavia e al senso forse più profondo di questa dedica, più profondo che non così a un'occhiata generale. Direi che in questo proprio risultato comunicativo, in questo ponte che Lavia crea tra il testo e il suo pubblico, tra noi e l'opera, c'è davvero il senso del magistero di Giorgio Strehler. Pur nelle diversità stilistiche che sono note, nel senso che basta anche confrontare così a un confronto abbastanza generale, a sguardo generale, qualche immagine del Galileo strehleriano che io purtroppo non ho potuto vedere, ho potuto studiare naturalmente la documentazione e
il Galileo di Labia, più severo, più stilizzato forse quello di Strehler, sicuramente più caravaggesco, più viscerale, addirittura un po' anche testoriano in certi passaggi. Mi ha ricordato certe cose, certe pagine di Longhi e alcune riflessioni testoriane appunto sulla pittura di Caravaggio. Eppure nelle diversità stilistiche c'è un patto, secondo me, un'alleanza profonda tra quella che è stata la grande lezione di Giorgio Strehler e la lezione di Labia. L'idea cioè che il teatro debba sempre essere un atto comunicativo forte, che deve arrivare a tutti, che deve raggiungere tutte le età, tutte le teste, tutte le formazioni, tutte le personalità. E vi ricordate, Strehler diceva sempre il teatro d'arte per tutti. Se il teatro d'arte non è per tutti, per appunto bambini, non mi interessa. E ho risentito questo sguardo, questo modo di pensare il teatro proprio nel modo in cui Labia ci trasmette il punto di vista di Galileo, quando dice tutti devono capire, tutti devono poter capire, tutti devono poter vedere, tutti devono poter conoscere il bambino, la pescivendola, il contadino, su fino al Papa. L'importanza quindi di un teatro che sia sempre appunto un progetto comunicativo per tutti. E mi pare che questo sia, almeno io, poi sentiamo Labia se sicuramente aggiungerà qualcosa di molto più incisivo, ma mi piace pensare che sia il senso di un'eredità vivente, non di un museo della storia del teatro, ma di come le invenzioni teatrali, le scoperte si trasmettano da maestro a maestro. E quindi lascio subito la parola a Labia, chiedendogli però, così chiudiamo questa piccola introduzione, se poi può già magari farci un po' entrare nelle logiche di costruzione dello spettacolo, perché Labia, come sapete, è un regista colto, è un regista che si prepara capillarmente che prepara capillarmente il processo di elaborazione drammaturgica. Tra l'altro questo Vita di Galileo ha avuto diverse versioni, anche piuttosto difformi l'una dall'altra, la prima nel 1938, poi nel 1947 in America, poi ancora negli anni 50 a Berlino. Mi sembra che la lezione che segua lei sia quella berlinese. Un po' tutte. Ecco, adesso poi ci facciamo una quella berlinese che un pochino le riassume tutte. Benissimo. Anche se intanto devo ringraziare la professoressa perché ha capito tutto, quindi io per piacere risparmiare la voce, ma devo aggiungere soltanto qualche cosa. È mia abitudine, quando prendo un testo, comportarmi con questo testo in maniera un pochettino discola, nel senso che non sono un fedele traduttore del testo, sono un fedelissimo traditore del testo. Tradurre, tradire o tradire sono sinonimi. Siamo condannati a tradire, a tradurre, a trasferire, a trasformare. E così in questa trasformazione, tradimento, traduzione, il testo lo spingo un pochino più in qua, un pochino più in là, e mi fa piacere che ogni tanto qualcuno se ne renda conto. Ovviamente la professoressa fa questo mestiere di guardare gli spettacoli, segmentarli e farne le analisi approfondite, e quindi ha capito subito dalla prima scena che il povero
il povero Galileo regista vuole dire: guardate che farò una cosa che tutti devono capire, perché io voglio che tutti capiscano quello che dico, perché io dico questa battuta che non è del testo, è aggiunta, ma non è aggiunta come autore, è aggiunta come interprete. In fondo Brecht dice questo quando parla di Galileo, di questo piccolo cialtrone geniale e grandissimo, parla di sé, parla del suo rapporto, l'uomo di scienza, l'uomo del sapere, che io nel finale, nell'ultimo monologo così complesso da restituire nella lingua italiana, cerco di unire la responsabilità dell'uomo di scienza e dell'uomo del sapere, dell'intellettuale, senza dicendo mai la parola intellettuale, ma e quindi anche dell'intellettuale di quest'ultimo luogo, si può dire proprio questa parola, l'ultimo luogo del pensiero vivo, che è rimasto questa cosa qui. Faccio proprio questo gesto, mi sento di indirizzarti verso questo strano mestiere a cui pare tu abbia voluto incatenare il tuo essere nel mondo. Non sono parole del testo, non sono neanche parole mie, potrei dire che sono le parole che mi ha suggerito Brecht, che è ancora vivo nel mio pensiero e me le suggerisce. È chiaro che utilizzo un essere nel mondo, che è un termine heideggeriano, ma perché so, anche se non c'è scritto da nessuna parte, che Brecht ha davanti agli occhi Nietzsche e quindi Heidegger e prima ancora Kant. Ce l'ha davanti quando scrive le sue cose, quando le pensa, ce l'ha troppo davanti, e quindi questi cambiamenti che mi servono soltanto per spiegare meglio allo spettatore più avveduto, e quello che è meno avveduto comunque intuisce che c'è qualcosa dietro, che quello che stiamo raccontando non è un documentario sulla vita di Galileo Galilei, ma è la storia travagliata e sofferta di un intellettuale infelice che raggiunge la sua felicità nel momento in cui capisce di avere sbagliato tutto. Dovevo andare al rogo gridando la verità. Non c'è questa battuta nel testo, ma un momento prima Galileo dice a frate Fulgenzio: un uomo la verità la deve gridare. In altri termini, se l'uomo la verità non la grida, non è un uomo, e lui invece sarà il primo a non gridare la verità per paura del dolore fisico, paura che noi tutti comprendiamo. Io personalmente non resisterei a un pizzicotto, figuriamoci a una tortura. E quindi è uno spettacolo molto complicato, è stato per me da un punto di vista anche come un'altra parola che non c'è nel testo, ma io lo dico, voglio usare questa parola, impegno, perché sono parole fuori moda oramai. Forse giusto col mio amico Crivellaro, ai nostri tempi c'era il teatro impegnato, ormai non bisogna più essere impegnati, è fuori moda, bisogna essere leggeri, superficiali, diceva la mia insegnante di recitazione, acqua sul marmo. Invece, paradossalmente, più l'acqua scivolava sul marmo, più l'attore, il regista
era complicato, complicatissimo. Le parole venivano a volte, non vi siete accorti che il palcoscenico molte volte non si capiva nulla del soggetto predicato complemento? La signora ride, è la verità, ma tutte baggianate per mascherare il vuoto. Io andrò cosa che non è così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, le uniche intonazioni che noi sappiamo fare nella vita. Ora, dietro queste intonazioni numerali c'è una filosofia profonda, non è che noi nella vita... Scusi, per favore, mi dà un caffè? Grazie. Sì, lo prendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come stai? Ma così così. Il tono è sempre quello, ma tutto è diverso. Il dire è sempre un dire sociale, perché l'uomo parla. Zon, logon e con, perché l'uomo è un logon, un risuonante di logos. Perché? Perché l'uomo risuona di logos, perché per essere uomo deve essere, diceva il nostro amico Heidegger, è un essere con chi? Con l'altro, se no diventa un monologo. E io, questo vuol dire, voglio che tu capisca quello che dico. E quindi per me, e perché l'ho dedicato a Strehler? Va bene, al di là del fatto che secondo me il Vita di Galileo del 1963 è certamente il più bello spettacolo che io abbia mai veduto nella mia vita. Non si può fare paragone con nulla. Anche per quello che riguarda Strehler, certamente il suo spettacolo più bello, ora io ero molto giovane, era uno spettacolo completamente diverso. Parliamoci chiaro, il teatro sono gli attori e gli spettatori, tutto il resto, diciamo, è cornice. E quindi pensate me e pensate Tino Buazzelli. Ora non tutti sanno chi era Tino Buazzelli, ma Tino Buazzelli pesava almeno 3 volte e mezzo quello che peso io. Strehler, avendo saputo che Charles Laughton l'aveva fatto in America, mandò via il povero Tino Carraro, a cui aveva promesso di fare Galileo, e prese Tino Buazzelli. Tino Carraro fu così colpito da un dolore talmente forte che lasciò il piccolo teatro e per alcuni anni lavorò fuori con una compagnia privata sua, faceva spettacoli un po' da compagnia privata, un po' così, un po' traballanti, però poi Strehler lo chiamò per fare Re Lear e da quel giorno Giorgio Strehler non lo lasciò mai. E Tino Carraro recitò sempre al piccolo teatro con Giorgio Strehler, anche quando vecchio non aveva più la memoria di un tempo. Giorgio Strehler era una persona molto particolare, con un carattere molto complesso. A volte pareva che ti trattasse male, ma perché doveva fare delle regie. Quando un povero regista si trova lì con quella roba lì da mettere in scena, non può guardare troppo per il sottile, non può fare dei minuetti, deve farlo, come dice Galileo, devo sapere, anche Galileo sa che la figlia sarà uccisa nell'anima, ma lui non può non guardare il sole. Cerchiamo di capire da un punto di vista filosofico cosa vuol dire guardare
il sole. Guardiamo il sole. E non solo guarda il sole, lo guarda nell'elioscopio. Il sole nell'elioscopio si guarda davanti, se lì c'è il sole. Per guardare il sole, la verità, la svelatezza, la luce, devi guardare al contrario. Brecht è un autore simbolista, non lo sa nessuno, ma è così. Se uno legge attentamente Vita di Galileo, si rende conto che è un testo simbolista. Ma non voglio parlare troppo, ma no, volevo dire invece che io credo, ecco, questo spettacolo di Giorgio Strehler era completamente diverso dal mio, completamente. Chi l'ha visto può, ma non dico questo perché per dire io l'ho fatto diverso, no, era completamente diverso, eppure per me è lo stesso. Non ho copiato nulla. Per dire, la famosa scena della vestizione del Papa nel mio spettacolo è il Papa completamente nudo. A parte che quel Papa sicuramente, se avesse fatto una scena, l'avrebbe fatta più o meno così. Dirò che lo spettacolo di Strehler era un po', potrei dire, era come il teatro no, nulla a che vedere col tema, ma per l'estetica. E il mio invece è un teatro kabuki, completamente Strehler, essendo nella vita un personaggio molto controverso e complesso, aveva bisogno sulla scena di essere un mistico. Io, essendo un mistico, ho bisogno di essere completamente diverso, eppure lo spettacolo nella sua diversità è lo stesso. Se non ci fosse stato quello spettacolo, io non l'avrei mai fatto questo, mai, lo devo riconoscere. E come regista, come giustamente ha detto la professoressa, anche se sono completamente diverso, io sono tra me e Strehler, lui un genio, io rispetto a lui un microbo, c'è un filo. Questo io lo so, lo sento in tutte le cose che faccio, e lo sapeva anche Strehler, ed è per questo che mi diceva: vieni qui, solo tu ti puoi sedere vicino a me. Perché andavo sempre a vedere le sue prove. Io non ho lavorato molto con Strehler, però lui ha sempre avuto verso di me un affetto e anche una stima, e dalla mia prima regia che lui ha ospitato al Piccolo Teatro, l'Otello di Shakespeare, non mi ha mai fatto mancare un suo telegramma, e ho ancora l'ultimo fax, un mese prima che morisse. Io stavo al Lirico di Milano e lui mi ha mandato un bellissimo messaggio. Lui ogni tanto mandava dei scritti meravigliosi, perché appunto, essendo un uomo nella vita così, quando scriveva o quando faceva le regie sembrava Gesù. E quindi io l'ho dedicato a lui sin dal primo giorno, le prove e anche il copione, secondo dei rituali sciamanici tipici del teatro. Mi ha affascinato molto questa sua
ricostruzione e anche questo insieme di ricordi, e anche quello che ci diceva prima, la traduzione, tradimento, l'idea appunto anche lì di una drammaturgia che non è museale, non è un testo congelato, ma è qualcosa che si deve essere dinamizzato, deve essere reso appunto vitale nel contatto con il suo tempo. Volevo chiederle una cosa a proposito di una sua scelta abbastanza coraggiosa, abbastanza, vogliamo dire, anti-brechtiana, forse no, ma la scelta di recitare la Biura, che se non sbaglio è la prima volta che si fa. Nelle versioni, sicuramente quella di Lotone, sicuramente anche quella di Berlino, il punto di vista che Brecht sceglie è quello della piazza, del popolo sgomento, no? C'è il banditore che recita la Biura. E la scelta di Labia invece è una scelta molto drammatica, una scena quasi da crocifissione, con le braccia aperte, con le mani di Galileo sui Vangeli, come peraltro poi il testo descrive. Ed è una scena che, come dire, ci provoca, perché ci provoca molto sul piano emotivo. Siamo profondamente anche scossi, perché lo vediamo il suo dolore, vediamo il suo dramma, vediamo la sua trasformazione anche fisica, no? E tuttavia, appunto, mi chiedo questa condivisione del dramma di Galileo ci spinge a una compartecipazione della sua debolezza. E allora la cosa strana dello spettacolo di Labia e della complessità di questo spettacolo, che attiva una serie di oscillazioni tra affezione e disaffezione, tra compartecipazione in maniera, appunto, con questi picchi emotivi molto forti e allo stesso tempo con il chiarimento poi degli errori di Galileo, ed è una continua avvicinarsi e arretrare di fronte a Galilea, che lascia tutte aperte le domande di Brecht. Questo mi è piaciuto moltissimo. Tuttavia ho pensato, ma questa Biura così esposta, come... Io penso che Bertolt Brecht avrebbe amato questa scena oggi, ieri no. Ieri non l'avrebbe amata perché in qualche modo Galileo appartiene alla maturità dell'idea di un teatro epico, e quindi anche Bertolt Brecht a un certo punto, teorizzando molto questo epico, lo complica pure un po', intendiamoci. Non è che lo semplifica, per cui lui non può riprodurre la scena che è stata nella realtà, la lettura della Biura. In un primo tempo, alle prove, io leggevo tutta la Biura, ma era troppo lunga, terrificante, terrificante, perché bisogna pur dire, la storia, è chiaro, assolve alla fine tutti, però parliamoci chiaro, non possiamo non dire: ma come il cardinale Bellarmino, che ha messo a rogo Giordano Bruno, lo hanno fatto santo? Queste domande dobbiamo pur porcele, perché qualcuno si è bruciato in quell'occasione, e quindi la Biura di Galilei è una cosa durissima, perché lui giura di fare la spia anche. Lui giura sui santi Vangeli di fare la spia.
sono proprio le parole. Basta andare su internet e leggere la Piura di Galilei. Io ho avuto la fortuna di vedere queste cose vere lì, perché me l'hanno fatte vedere con più che gentilezza all'Accademia Nazionale di Firenze, e mettono veramente paura, come fanno piangere i quaderni di Galilei, le sue note, le sue cose scientifiche, poi una nota per la spesa. Sono cose meravigliose, con una grafia bellissima, un talento di disegnatore assoluto. I suoi disegni della Luna sono uguali alle fotografie della NASA. Se uno ce l'ha negli occhi, ce l'ha, vedi, come facevano a disegnare così bene. E la scelta è stata proprio questa. Volevo una rottura di stile. Dice, io leggo poche, un quarto nemmeno della Piura come è stata, ma davanti volevo che il pubblico si identificasse nella mortificazione e nella vergogna, perché è stato troppo quello che hanno fatto, che ha fatto la Chiesa contro questi uomini, e non bisogna dimenticarlo. Poi, se devo essere proprio sincero, io lo faccio entrare col saio della penitenza e non c'è una certezza di carattere storico, è una mia aggiunta, però portavano i sai della penitenza. Il saio della penitenza aveva 4 colori: nero, verde, giallo o rosso. Ho pensato a lungo quale colore dovesse avere questo saio della penitenza, e alla fine, dopo molte riflessioni, ho voluto farlo col colore di una bandiera rossa stinta e strappata. Perché? Così. M'è venuta così, ma volevo che fosse quest'uomo vestito di una bandiera rossa stinta, che arrivasse alla coscienza della responsabilità, dell'impegno verso gli altri nella vita, verso i miseri e gli infelici. Se un uomo del sapere, se un uomo della scienza non si impegna verso i miseri e gli infelici, che uomo del sapere è? A che serve il suo sapere? E qui c'è il rapporto con Heidegger e dell'essere con l'altro, il povero Heidegger, che vabbè, anche lui imperdonabile, l'ha fatta grossa, però insomma, si è messo la divisa nazista e ci credeva che la Germania avesse come destino di traghettare l'umanità oltre la linea del nichilismo assoluto. Però insomma, se ne è accorto, ha sofferto tanto, ha chiesto disperatamente a Sartre di andarlo a trovare. Sartre non ha nemmeno risposto alla sua lettera. Forse allora i tempi erano diversi, quindi è giusto così. Comunque è
è un grande testo, ma comunque recitarlo è molto più difficile che scriverlo, che sia chiaro, perché si può arrivare a scrivere Vita di Galileo, ma recitarlo è impossibile, come è impossibile recitare qualunque cosa, anche la Vispa Teresa, è troppo difficile, è un mestiere contro natura. Il senso è questo, noi ci troviamo in un luogo strano, un pochettino ai margini del mondo, ed è per questo le cose che stanno ai margini del mondo in genere sono le più importanti, è come le sorgenti del Nilo. Se non ci fosse la sorgente del Nilo non ci sarebbe il Nilo, non ci sarebbe l'Egitto, non ci sarebbe la storia del mondo, ma c'è un punto dove questo fa psst. Questa strana cosa, al di là delle cose che noi ci rappresentiamo, al di là della forma che acquistano questi luoghi nel corso del tempo, ormai poi l'architettura contemporanea non sa nemmeno di che cosa stia parlando, non sa. Questa è colpa mia, sapete, questa roba qui. Ma io non volevo che sia chiaro, perché qualcuno dirà colpa di Lavia, qualcuno ho sentito dire, dice Lavia l'ha voluto così, io non lo volevo, ho detto no, non faccia questo, architetto, la prego, la supplico, non può far entrare la gente, e la gente non si può trovare un muro appena entra, perché si sente subito male, me ne vado, ho sbagliato strada, no? Però insomma, voi volete parlare con un architetto? Possibile. Gli architetti giustamente hanno costruito il mondo, è la verità. Ogni anno peggio, però è la verità. Diceva Victor Hugo in una sua commedia 10.000 franchi di ricompensa, dice, ma allora pensate un po', dice gli architetti costruiscono le case per abitarci dentro, costruiscono le case per le pubblicazioni di architettura, sono belle in fotografia, appena ci vivi dentro ti senti male. L'architettura contemporanea è una cosa, diventa vecchia ma non diventa mai antica, è una caratteristica della nostra epoca. Invece questo luogo è antico, ma dirò di più, è più che antico, è originario e arcaico. Quando è nato non si sa, certamente nei libri di storia del teatro chissà quali baggianate scrivono sull'origine del teatro, non lo oso, i riti orfici, cose, tutte balle che... Io credo che il rito orfico nasca da un evento umano, probabilmente, non so quale, lo immagino, e credo di non sbagliarmi per come lo immagino, ma comunque questo è l'ultimo luogo in cui l'uomo vede se stesso. Dice, va bene, ma anche la televisione. Sì, ma l'uomo non è solo, è insieme a tutti gli altri. È vero che sul mio telefonino, non sul mio, voglio dire, io ho il telefonino arcaico, ma sui telefonini uno può vedere tutti i film, quelli che tutti, ma non è la stessa cosa guardare un film sul telefonino e andare al cinema come ai nostri tempi. E guardo sempre il mio amico Crivellaro, perché sicuramente anche lui andava alle terze visioni, o quando non andava a scuola faceva sega, non so come si dica a Torino, per quando si fa sega a scuola, tagliare, ecco, mi sono dimenticato, tagliare si andava, o al cinema a Torino che faceva i prezzi più bassi, o al cinema Asti. Non c'è più, probabilmente non ci sono più questi cinema qui, quando si tagliava, ecco. Però
Qui invece l'uomo ha un rapporto con l'origine di sé. Noi non dobbiamo dimenticare quello che vuol dire teatro, teatron, luogo dello sguardo. Ma lo sguardo non è io vedo, è quello che da dentro, quello che tu vedi ti guarda. Il teatro è quello che da dentro il veduto ti guarda per quella cultura, quella civiltà che ha inventato questa cosa, che non ha inventato, che è stata inventata, diciamolo meglio. Quella civiltà che è stata inventata da questa cosa qui, non dobbiamo dimenticare che il grande Eraclito faceva lezione nel grande teatro di Efeso. Ci sarà stata una ragione. E quello che guarda da dentro il veduto, da qui, in greco si dice Dio, teatron, sguardo. Dio in greco vuol dire sguardo, perché ci sono tanti dei, che per i greci anche il bicchiere ha un Dio. Io vedo, cosa vedo? Del vetro. Ma che cosa mi guarda da questo pezzo di vetro che ha una forma strana? Qual è il Dio di questo vetro? È il bicchiere. Poi ci sono alcune visioni che sono più importanti. Zeus vuol dire fulmine. Perché il fulmine? Perché il fulmine in un istante illumina tutto. Si direbbe in filosofia l'ente nella sua totalità. Per questo che Zeus si accoppia con tutti e si trasforma in tutto, perché ha questa sua caratteristica, questa sua capacità. Il teatro, anche se non lo sa più nessuno, ma non ha importanza, l'evento è una cosa così profonda, così originaria, così arcaica, così connaturata all'essere, essere come? Essere nella polis, nel polo, attorno a cui quel pensiero, attorno a cui una comunità si riunisce, quel pensiero morale, estetico, come vi pare, attorno a cui una comunità di uomini si riunisce formando attorno a quel polo e quindi diventando una polis, e va in questo luogo dello sguardo per essere guardato da chi? Da se stesso. Anche se noi non lo sappiamo più, questo è, e questa cosa qui accade solo qui ed è eterna. La pittura, la scultura, l'architettura non è eterna. La Gioconda un giorno sparirà, finirà, è destinata, perché così nulla può restare in eterno, meno il teatro. Perché? Perché si ripete. Galileo l'ho fatto io, l'ha fatto Guazzelli, l'ha fatto quell'altro, fra 1000 anni chissà chi lo farà, fra 2000, fra 5000 anni è probabile che ci sarà uno che lo ripeterà, e in questa ripetizione sta l'eternità. Noi oggi, io quest'estate ho fatto Medea di Euripide, un capolavoro assoluto, forse il testo più importante della storia dell'umanità, ma è una cosa, noi stavamo lì a ripetere in un modo completamente diverso, con un tradimento completamente diverso, una traduzione completamente diversa. Stavamo lì a ripetere e partecipare all'eternità di Medea. Ma purtroppo non lo sanno, non lo capiscono, ma il teatro è la cosa più importante che l'uomo abbia mai inventato.
ed è per questo che ci andiamo in pochissimi. Purtroppo abbiamo ancora pochissimi minuti, quindi chi desiderasse fare una domanda, prego. Salve, le volevo chiedere questo, insomma, mi pare di capire che l'opera di Brecht che lei mette in scena poi riporta un po' a un teatro che si è perduto, poi lei parla di tradimento, di traduzione, di trasferimento, ma mi chiedo soprattutto per le persone che sono più giovani di lei, ma anche molto più giovani di me, oggi, questi tradimenti, oggi è Vita di Galileo, può essere la Medea, può essere l'Amleto, può essere una qualunque opera, riescono veramente a portare, a consegnare ai giovani, a coloro che forse hanno più difficoltà a capire un confronto, una verifica reale, sociale, attuale, o resta a volte un pensiero forse un po' troppo alto, un po' troppo elevato? Grazie. Ma guardi, noi dobbiamo fare di tutto perché tutti capiscano. Questo è il nostro compito, ma poi capire è il compito di ognuno di noi. È così. Bisogna entrare dentro il teatron, bisogna cogliere lo sguardo del Dio. Cioè, i greci, che sono un popolo di pensatori, forse gli unici pensatori che ha avuto l'Occidente, la sapevano molto lunga. È sempre meno. Ma cosa ci importa se il mondo mi rese fatale? È così. In fondo c'è un filosofo a me caro che si chiama Nietzsche, quando parla dell'essere lo chiama il fumo di una svaporante realtà. È certo che in un mondo dove la volontà di potenza aumenta fino a dire ma io me lo vedo qua, per esempio, no? Che me frega, mo vedo qua sull'iPad. Sì, è uguale, ma non è lo stesso. È tutto lì il problema. A un certo momento il vero dovrei fare un discorso un po' noioso, però ecco, per esempio nel testo di Bertolt Brecht a un certo momento si affronta il tema della verità e dice Brecht: la verità è figlia del suo tempo. La verità, adesso non mi ricordo la battuta, ma poi quando sono in scena spero di ricordarla, non è mai figlia dell'autorità. Io ho aggiunto, la verità è figlia della libertà, che è un concetto filosofico molto preciso, perché se io dico a lei è un samovar, e lei dice sì, sono un samovar, questa non è la libertà. Lei deve essere libera di essere quella che è. Per essere quella che è deve essere libera. L'essenza della libertà e della verità è la libertà, perché lei sia vera quella che è, deve essere libera di essere quella che è, dentro i limiti dell'educazione, del rapporto con gli altri. Ma ovviamente la tecnica che ha vinto sull'uomo ha vinto anche l'uomo. Bisogna fuggirla la tecnica. Qui
L'unica tecnica è che invece delle fiaccole, invece di recitare di giorno, si recita la sera con i proiettori. Ma sicuramente nella antica Grecia, quando calava il sole, arrivava il coro, pigliava delle fiaccole. Io ho fatto un'ediporea a Siracusa, alla fine calava il sole, nonostante ci fosse l'ora legale, e tutti i coro pigliavano le fiaccole e illuminavano il cieco Edipo. Che sarà accaduto così sicuramente, ma è rimasto sempre quello. Persone che più o meno senza la maschera, poi noi non sappiamo come accadeva la rappresentazione allora. Sì, c'erano le maschere, sempre, già qui non lo sappiamo più. Quando si sono tolti le maschere? Boh, non si sa, c'è nella sua semplice realtà un mistero tale in questa roba che noi maldestramente facciamo, come sicuramente anche maldestramente avranno fatto allora. Non è che tu dici erano più bravi, no, non è vero, più o meno erano come siamo noi, ci avranno provato. Pare che Alcibiade recitasse benissimo, ma forse era molto bello, piaceva molto a Platone, a Socrate, erano tutti un po' strani tra di loro, però alla fin fine poi noi dobbiamo credere alle critiche. Se leggiamo le critiche allora capiamo ben poco del teatro. Non avranno vinto i premi Ubu, ma ci sarà stato anche lì. I greci erano corrotti, si sono venduti una pallina nera al posto di una pallina bianca per mandare a morte Socrate, quindi la sapevano lunga. E Euripide dice, mette in bocca a Medea, donna barbara che viene da oltre il Caucaso, da dove sorge il sole, cioè all'est proprio, oltre il Caucaso. Dice, non conoscevo la menzogna finché non ho sentito parlare un greco. Si capisce che poi Euripide l'hanno cacciato via. Quindi pazienza, non capiranno. Ma non è, ecco un'altra cosa che è tipica nostra, che noi dobbiamo per forza insegnare. No, imparare. Non che noi dobbiamo insegnare. La gente deve anche imparare, cioè si deve parare. Mi paro perché io possa insegnare nel fondo. Insegnare vuol dire segnare dentro. Ma perché io possa segnare dentro, bisogna che quello si metta nel modo dell'imparato. E se non si mette nel modo imparato, in fondo è più giusto dire quell'errore di grammatica. Come si dice? Io imparo. No, è meglio che è più bello come dicono a Roma, io mi imparo. Me sono imparato, perché io mi sono imparato e dunque ora forse so qualcosa di più, o forse no, non lo so, dipende da chi ti ha insegnato. Io ho avuto degli insegnanti veri, e questa è stata la mia grande fortuna. Se avessi avuto insegnanti non lo so, però io ho avuto i miei due insegnanti di teatro, che sono i due grandissimi Orazio Costa e Giorgio Streller. Sono stati due grandi insegnanti che mi hanno insegnato, Orazio, il rapporto morale col proprio lavoro, con la propria arte. Streller il rapporto umano. Streller lavorava per gli uomini e ci credeva. Non è, anche se era un po' bizzarro, lui ci credeva, faceva il suo lavoro con un impegno politico, culturale assoluto.
E Paolo Grassi pure Paolo Grassi, è sempre venuto a vedere i miei spettacoli. Ero un ragazzo, ero giovane, cominciavo le mie prime regie. Veniva, il giorno dopo mi arrivava una lettera scritta con la sua scrittura piccola piccola piccola: caro Lavia, anche quest'anno le sue scelte, complimenti, carino. Poi mi permetto di farle alcune note: 1, 2, 3, 150, 255, e cominciava tutto scriveva di cazzarole. C'ha ragione lui, E poi in genere io cambiavo qualcosa a seconda. Purtroppo non ci sono più, questo veramente mi dispiace. Pazienza. Appunto giustamente dobbiamo lasciare spazio alla VAR. Allora in bocca al lupo e grazie infinite per essere stato con noi. Una comunicazione e un arrivederci. Anzitutto un grandissimo grazie a Gabriele Lavia, che abbracciamo per questa sua conversazione con noi, e ci diamo a voi, al pubblico, arrivederci alla prossima settimana. Abbiamo 2 appuntamenti, guardate, prendete il programma di Retroscena. Mercoledì prossimo, 14 ottobre, ci sarà un appuntamento alle ore 18 al Circolo dei Lettori con il giornalista Sergio Trombetta. Sul tema è legato al Festival Torino Danza, sul tema le parole della danza aspettando il nuovo Nureyev. Mentre vi darei arrivederci alla prossima settimana qui in questa sala alle ore 17:30. Facciamo le cose in collaborazione con l'università, ma non facciamo in quarto d'ora accademico. Lo dico soprattutto invitando il pubblico la prossima volta a prendere posto alle 5:30 in punto, perché poi altrimenti si perde una parte importante di questi incontri. L'appuntamento è con Yuri Ferrini sulla L'Avaro di Molière, che è lo spettacolo che è qui in scena e proseguirà ancora per tutto il mese prima di andare in Cina. Arrivederci a tutti, ancora un abbraccio.